Giovedì 11 aprile 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo in questo caso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda una operazione della Guardia di Finanza della provincia di Belluno, i furbetti della prima casa, questo è il titolo. Operazione della Guardia di Finanza in Cadore e controlli ai contatori dell'energia per provare l'uso saltuario degli alloggi. Seconde abitazioni spacciate per residenze, oltre 100.000 euro di IMU evasa, già 43 nei guai. Abitazioni per le vacanze fatte passare per residenze principali in modo da evadere l'IMU sulle seconde case. Il trucchetto è stato scoperto dalla Finanza di Auronzo, che ha individuato 43 persone scoprendo una evasione complessiva dell'imposta municipale per circa 115.000 euro. A tradire i furbetti sono stati i sopralluoghi dei finanzieri, ma anche i controlli sui consumi di energia, risultati troppo bassi. L'approfondimento a pagina 9 di questa edizione del Corriere delle Alpi. Cortina, il punto sui cantieri, ovviamente riferiti alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, droni per i rilievi della pista da bob, a Socol si lavora sul campo base, l'approfondimento di Dalmas a pagina 28. La foto di copertina è dedicata al mondo del CAI, escursionisti reclutati per un censimento continuo delle fonti d'acqua in prossimità dei sentieri, app del CAI e borraccia per mappare le sorgenti. Nelle cronache, il voto in regione, sindaci offesi, sul Vanoi uno schiaffo ai bellunesi, la rabbia dei sindaci di Lamone e Sovramonte, il presidente della provincia Padrin, noi siamo contrari. L'approfondimento a pagina 18 e a pagina 19, notizia riferita alla volontà, in questo caso della Regione Veneto, di realizzare questo bacino artificiale. L'approfondimento lo troveremo all'interno di questa edizione. La festa della polizia, reati in calo in provincia di Belluno e encomi e lodi agli agenti, il questore Zerilli, noi al fianco dei bellunesi. E ancora la marmolata dei gestori del Falier in un docufilm, rifugisti del Bon, protagonisti su Sky. Debutto martedì 30 aprile in anteprima assoluta in concorso alla 72esima edizione del Trento Film Festival de Per Marmolada. Madre Roccia, documentario Sky Original. Nell'opera dedicata alla apertura della nuova via Madre Roccia nell'autunno scorso trova spazio anche il racconto della famiglia del Bon che gestisce da oltre 60 anni il rifugio Falier di Rocca Pietore nella splendida valle di Ombretta. L'approfondimento a pagina 27. E il Corriere delle Alpi ricorda che mancano 666 giorni alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo, diamo uno sguardo, la troviamo a pagina 15, riguarda la donazioni di organi, comuni in ritardo, ora si svegliano, raccoglieremo i sì. Sono 11 le anagrafi che non registrano le volontà, i sindaci pronti a partire si organizzano corsi di formazione. Il percorso dal 2012 è possibile dare il consenso direttamente nei municipi. L'articolo a firma di Paola Dallanese. E le famiglie in festa col Cumano, tra riflessioni, sorrisi e musica, notizie che troviamo sempre a pagina 15, domenica dalle 15 alle 19, appuntamento al centro Papa Luciani, invito rivolto a ogni tipo di nucleo perché è parte di una comunità. E adesso la festa della polizia, a pagina 16, reati in calo in provincia, noi sempre presenti al fianco dei bellunesi. Il questore Zerilli punta sulla prevenzione, guai a abbassare l'attenzione, più sorveglianza sulle piste da sci, troppi comportamenti pericolosi. Ed ecco questo grafico che rappresenta la situazione riguardo alla criminalità in provincia di Belluno, delitti commessi. Rapine 16 rispetto alle 23 dell'anno 2023, stupefacenti, ovviamente casi riferiti a stupefacenti 47 nell'arco del 2024, 51 nell'arco del 2023, truffe e frodi informatiche, in questo caso vediamo un aumento, si passa da 1282 a 1350, un calo invece riferito ai furti, passiamo da 1115 a 1047, altri delitti
da 1.338 a 1.078, quindi un calo anche in questo caso. Gli arresti effettuati dalla polizia dal 1 aprile 2023 al 25 marzo 2024 sono stati 19 in totale, così suddivisi: 4 per lesioni, 2 per stupefacenti, 2 per danneggiamenti, 1 per minacce, 1 per ricettazione e 9 per altri delitti. E sempre a proposito della festa della polizia, altro approfondimento a pagina 17, ladri incastrati senza tetto salvi, lodi ed encomi per le indagini, consegnati dal prefetto i riconoscimenti per gli operatori della squadra di Belluno. L'indagine, formata ai PC scolastici, ex vicepreside nei guai, era stato rimosso dall'incarico del comprensivo di Alleghe i dati cancellati e ritrovati dalla postale nel suo hard disk. E adesso invece la notizia che ha aperto questa edizione del Corriere delle Alpi e che ci porta ovviamente a un interesse del Feltrino, ma che coinvolge l'intera provincia: le polemiche sull'invaso del Vanoi. Le comunità locali sono sotto shock, uno schiaffo a noi bellunesi. I sindaci di Lamone e Sovramonte sul Consiglio regionale, spettacolo irrispettoso nei confronti dei territori montani. L'approfondimento di Marcella Corrà. Quelle parole sono uno shock, uno schiaffo in pieno viso per i bellunesi, per chi vive in montagna, uno spettacolo poco dignitoso e rispettoso per i territori montani. Il sindaco di Lamona, Loris Maccagnana, e quello di Sovramonte, Federico Dalla Torre, dalla Torre in realtà, sono stupiti e arrabbiati di fronte alla discussione dell'altro ieri in Consiglio regionale sulla diga del Vanoi. La discussione ci sta, le prese di posizione diverse pure, meglio ancora se vengono argomentate, ma dire, come ha fatto il consigliere della Liga Zaia Gerolimetto, che quando si fa una grande opera c'è sempre qualcuno che ne soffre, verrà risarcito, o lodare quello che è accaduto in Cina, considerata virtuosa perché per l'interesse superiore del paese ha fatto sparire una popolazione costruendo le dighe, è sembrato davvero troppo a due tra gli è sembrato davvero troppo tra gli amministratori più interessati del progetto della diga sul torrente Vanoi, e in questo caso ovviamente sono le comunità del comune di Lamon e del comune di Sovramonte, rappresentate rispettivamente dal sindaco di Loris Macagnan e Federico Dalla Torre. Il comitato del premiero Gubert fa rabbia a sapere che le alternative ci sono, hanno scavalcato le autonomie locali, siamo orgogliosi del no del Trentino. Quindi questo il riferimento e l'azione differente da parte del Trentino, che ovviamente è confinante con la provincia di Belluno e di conseguenza anche interessato a questo lavoro. Ma sempre in merito alle polemiche sull'invaso del Vanoi, siamo a pagina 19, ecco la risposta del presidente della provincia Roberto Padrin: noi contrari non solo a parole ma con atti chiari e netti. L'articolo a firma di Irene Aliprandi: il mio no al Vanoi è chiaro e netto. Roberto Padrin, presidente della provincia ma anche sindaco di Longarone, non può che essere contrario alla realizzazione di una nuova diga nel Bellunese, argomento già affrontato in consiglio provinciale nei mesi scorsi. L'ente provincia ha preso una posizione chiara e unanime, ricorda Padrin, con il voto del consiglio provinciale che ha detto no all'invaso del Vanoi. Da sindaco di Longarone poi il mio pensiero è ancora più attento, perché il mio paese è quello che ha pagato il prezzo più alto nella storia a causa di interventi sconsiderati sulle nostre montagne. Al di là del mio pensiero personale, però, credo che la cosa più importante sia parlare con gli atti, ed è ciò che abbiamo fatto in consiglio provinciale. Gli uffici stanno analizzando tutti i documenti messi a disposizione. Cestaro della Lega contrattacca il PD, nel 2022 votarono a favore, il centrodestra provinciale si dice contrario ma vuole approfondire, perentoria Forza Italia, serviva una posizione unitaria bellunese. L'approfondimento anche in merito alla politica riferita a questa decisione, a questa scelta del Consiglio regionale, vi aspetta a pagina 19. Noi invece continuiamo con pagina 20 del Corriere delle Alpi. Montagna, i 346.000 soci CAI a caccia di sorgenti con borraccia e app del sentierista. Il Veneto in prima linea nel monitoraggio nazionale, l'operazione può essere effettuata durante l'escursione. Il coordinatore scientifico Matteo Nigro: così capiamo gli effetti del cambiamento climatico sulle nostre montagne. Continuiamo con pagina 21, direttore e comandante aggrediti da un detenuto, il fatto accaduto nel carcere di Baldenic, l'uomo ha lanciato mobili dopo essere stato redarguito, l'intervento degli agenti di turno ha evitato il peggio. E sempre dal capoluogo, notizia di spalle, l'incidente, scontro tra due auto, via dei Dendrofori in tilt per 2 ore e mezza. Siamo a Feltre con pagina 22, insulti, minacce, botte e gelosia, le nozze da incubo di una feltrina. L'ex coniuge magrebino è stato portato a processo e il matrimonio è durato appena 3 mesi.
Altro fatto di cronaca: maltrattata da marito e suocera, lui nega "mi sono solo difeso". E ancora 2 notizie da Feltre: torna l'oggetto ritrovato alla fiera del vintage, appuntamento domenica a Feltre in Piazza Maggiore. E ancora concorso per 2 posti da educatore all'asilo, tutte le informazioni sul sito del comune di Feltre. Rimaniamo a Feltre con pagina 23, Villa dalla Piazza andrà all'asta, percorso pedonale in sicurezza. L'edificio a Foen perde i pezzi e dalla scorsa estate via Madonnetta è transennata. Gorza, un passaggio nelle pertinenze del complesso può limitare il disagio. Domenica invece alle 14.30 volano le vendite dei pettorali della corsa d'altri tempi, l'appuntamento è sempre a Feltre. Feltre ancora, 24 ore Castelli, saranno 81 i team al via, Magrini, Belli e Sanchini dalla TV alla bicicletta. Rimaniamo nel Feltrino, Arsier, sabato e domenica protezione civile in campo ad Arsier con 300 volontari per 12 cantieri, pulizia e manutenzioni e un'evacuazione della scuola, prove di terremoto per gli alunni e il personale della primaria. E sempre ad Arsier, lavori in corso all'asilo di Rivai e oggi si comincia in piazza. Passiamo in Valbelluna con pagina 25, Sedico, dalla biblioteca all'aperto nasce un'associazione per promuovere eventi. Un fiume di libri porta avanti il progetto lanciato nel 2021 da Francesca Mussoi in via Boscona a Prapavei, dedicato a piccoli e adulti. E sempre dalla Valbelluna, in questo caso comune di Borgo Valbelluna, migranti e volontari a tavola a Cavassico per la fine del Ramadan. Siamo a Soverzene con pagina 26, protezione civile mobilitata per testare radioattrezzature. Sabato esercitazione con 3 scenari che coinvolgerà numerose squadre. I volontari simuleranno l'intervento per un incendio boschivo a Cima Campo. E da Ponte fino all'Argentina l'epopea di Serafino Follin rivive in una esposizione. Il passaporto del Pontalpino al Galata Museo del Mare di Genova, la nipote Leda ha consegnato il documento all'artista Giovanni Cerra. L'approfondimento lo troverete anche nel prossimo numero di Bellunesi nel mondo, in questo caso l'articolo è a firma di Fabrizio Ruffini. Rocca Pietore, la Marmolada e Rifugio Fagliera raccontati in un documentario, anteprima al Trento Film Festival per la produzione Sky Madre Roccia. Davanti all'obiettivo l'alpinista della Bortella e i gestori Franca e Dante Dalbon. Al Pago, area per i camper a Garna, il comune cerca un gestore e Taibon Tormen apre la porta ad una ricandidatura. Parliamo di Silvia Tormen. Siamo a pagina 28, verso le Olimpiadi, cantiere del Bob, rilievi topografici con i droni. Con i droni. La Pizzarotti racconta i primi 2 mesi, lungo lavoro commerciale per le forniture dei materiali, il campo base apre a maggio. E ancora da Cortina, Cristallo, via alla rigenerazione, in programma 3 anni di lavori. Lorenzago, demolito a Villa Piccola e Rudere in centro, strada statale 52 verso la riapertura. La notizia che ha aperto questa edizione del Corriere delle Alpi ci porta invece ad Auronzo, residenze fittizie per evadere l'IMU, 43 nei guai, furbetti traditi dai contatori della elettricità, contestate imposte non pagate ai comuni cadorini per oltre 100.000 euro. Sempre da Auronzo, commissariato il CAI Auronzano, mancato rispetto di norme statutarie, incaricato per 1 anno a Gabriela De Bortoli, nel mirino la mancata approvazione dei bilanci. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società, il centenario, l'ultimo rifugio che la divina Duse non fece in tempo ad acquistare ad Asolo. Fu la figlia, dopo la sua morte, a comprare casa dell'Arco. Un notaio scopre l'atto inedito all'Archivio di Stato di Treviso. Voleva quella casa perché le dava la pace e una vista sul monte Grappa. Dalla rubrica Giorno e Notte, innamorato di arte e storia locale, focus sul conte Antonio Agosti, domani alle 20.30 nel seminario gregoriano di Belluno. Nuova tappa del ciclo di convegni in vista dei 700 anni della chiesa di San Rocco. Si parte dal giornale pittorico per tracciare la figura del podestà di inizio Ottocento. Dallo sport, Alba De Silvestro, un bronzo per chiudere un super anno. Parliamo di sci alpinismo, le finali di Coppa del Mondo. Rugby giovanile, l'Alpago Piave Belluno Under 16 mette sotto gli irlandesi un turno negativo in Under 14. Pallavolo Serie 3, da Re credo che il Palmi volesse evitare il Belluno. Il direttore generale verso l'andata dei quarti di finale di domenica alla Spessa alle 18. Saranno trasferte difficili per entrambi, loro sono la squadra più forte del campionato. Calcio di Serie D, possiamo battere la Clodiense e tenere vivo il campionato. Questa è la dichiarazione di Simone Baldassari, il centrocampista della Dolomiti Bellunesi. Hockey Alps League, il Cortina alle spalle al muro, Zardini ci crede, proviamoci stasera alle 20.30, gara 4 di finale. Il Renone avanti 3-0 nella serie e potrebbe già festeggiare oggi all'Olimpico. Ci è mancato qualcosa sia davanti che in difesa, loro sono stati più ordinati. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo sereno o al più poco nuvoloso da metà giornata.
È davvero tutto per questa edizione di Edicola Beluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi del Mondo.